Santa Domenica di Vittoria e Gemini Calcio a affrontarsi in questo match che mette in palio punti pesanti. Entrambe le squadre sono molto vicine in classifica, squadre che sono appena scese in campo, nutrire rappresentanza anche di pubblico ospite. Lunga trasferta per la squadra agrigentina che è già qui da ieri in ritiro. È lo bello nella sezione di Siracusa. Si parte, mettetevi comodi, inizia il match. E allora il Gemini si fa sotto con Bamba, la conclusione! È vicino al gol del vantaggio. Palla sul secondo palo, Rebagliati, la palla poi viene colpita da Piedra. Bamba, la palla esce buona per Vaccaro, Vaccaro tu per tu, Vaccaro, palo di Vaccaro. Scambi di posizioni continui nel Gemini. Vaccaro, spalla alla porta, Vaccaro va via, grande giocata, Vaccaro! A cercare Rebagliati, palla messa fuori. Sudiano, Cavalieri, lancio per Piedra tu per tu, Piedra, esce De Miere che rimane a terra, si rialza, Piedra, palla fuori, Cavalieri, Piedra, De Miere. L'arbitro dice che basta così. All'intervallo Santo Domenico Vittoria e Gemini Calcio sono sullo 0-0, dato però che finora è fermo sullo 0-0. Occhio però a Vaccaro, dribbling di Vaccaro, la palla esce buona per Bamba, Vaccaro, ancora lui, Vaccaro, miracolo di colonna! Fuori, Owusu la ripulisce, eccesso di confidenza, Vidal gliela porta via, Vidal! Palla fuori, Lovico, rischia a sua volta Lovico, Vidal la recupera, Cavalieri! Santa Domenica Vittoria vicinissimo al vantaggio, ma l'ha toccata De Miere. Montagno, ora per Tortora con l'esterno, la palla è per Rebagliati che ha fallito un'occasione clamorosa, ma c'era offside, ancora anticipato da Vidal. Miceli, dentro per Bamba, Licata, la palla resta lì e poi Veca, l'ha sbloccata il Gemini Calcio all'81esimo minuto con Veca che va ad esultare. Ed è così, il Gemini espugna il Comunale di Santa Domenica Vittoria 1-0, la rete decisiva è di Veca.